Avrei sempre voluto suonare, perché la musica per me è il vero linguaggio della natura. Io sono un uomo di passioni. Mi appassiona la musica così come mi appassiona dare concretezza a un pensiero, a un sogno, a un'emozione. L'architettura è stata un'altra delle mie grandi passioni. Il design, la bellezza, tutti elementi tra l'altro che sono nostri, italiani. Quando in un progetto c'è un senso, c'è un'anima, ecco, allora io mi innamoro e da lì inizia una storia. E la mia è quella di un uomo che ama la vita, che ama le belle cose, le cose buone e soprattutto che ama condividerle, perché credo che la conoscenza passi attraverso la condivisione delle proprie storie, delle proprie emozioni, dei propri gusti anche, dei sapori. Questa è casa mia. A me piace condividere la casa, a me piace che le persone che vengono qui si portino via qualcosa, si portino via un'emozione, un pezzo di me, che si ricordino di me attraverso le cose che ci siamo raccontate, le cose che hanno vissuto e la piacevolezza dell'incontro. Fare vino è il mio modo di vivere e come il vino anch'io cerco di essere sincero. Poi sai, il vino è comunque è un media, è un qualcosa che sta tra me e te. Io comunico con te attraverso questo vino. L'eleganza, la sottigliezza anche, no? Di questi profumi che vengono dalla terra, che vengono da un luogo che noi non vediamo, ma che è il luogo più importante, quello che non si vede, quello nascosto. E io cerco di portarlo fuori e condividerlo. Anche l'anima non si vede, ma c'è ed è quella che imprime alla vita un senso.